Calcio di punizione di Bonanni, indirizzato direttamente verso lo specchio della porta, vede all'ultimo momento il pallone siciliano che riesce però con la mano destra a mandare il pallone in calcio d'angolo. Una buona opportunità questa per la formazione abruzzese, si tratta di una vera e propria palla gol. Il tiro è stato calibrato al centro, poi è rimbalzato al limite dell'area piccola, è schizzato letteralmente verso la porta ed è stato bravo il portiere siciliano con la mano destra a mandare il pallone in angolo. Adesso dall'area di battuta c'è Bonanni, sale anche Mengoni, quindi anche Olivi. Bonanni mette il pallone al centro sul primo palo e il tiro di Olivi sul primo palo, proprio il capitano. Il pallone termina sull'esterno della rete, anzi si trattava di Cristian Bucchi, quindi Bucchi che ha colpito di testa anticipando il suo diretto avversario, per la precisione Masucci ha mandato il pallone sull'esterno della rete. Una buona opportunità questa nel tratto di gara non collegato. Al 33esimo c'era stato un cross di De Maio, ha provato a girare il pallone Stellone, si è opposto Olivi, di fatto rintuzzando l'offensiva della formazione Ciociara. Poi un minuto dopo Gessa per il Pescara ha messo il 2-0 del Padova al 38esimo minuto. Grazie Zennaro. Quindi dicevamo Gessa per il Pescara, un pallone invitante al centro, troppo profondo però per Bucchi che aveva seguito l'azione ma non è riuscito ad arrivare sulla sfera. È una partita equilibrata quando mancano esattamente 5 minuti al termine del primo tempo. Ribadiamo il punteggio: Pescara e Frosinone 0-0 e andiamo a sentire Simonetta Martellini. E andiamo a Pescara Frosinone con Antonio Monaco. E anche qui Zauli ci sono delle novità, perché al 18esimo è passato in vantaggio il Frosinone con Masucci, perfetto contropiede, un lancio dalle retrovie. Masucci ha atteso l'uscita di Pinna e in diagonale lo ha superato nonostante il disperato tentativo di De Maio. Quindi la gara si è sbloccata allo Stadio Adriatico, è passato in vantaggio il Frosinone al 18esimo con Masucci. Nel prossimo collegamento naturalmente vi racconteremo cosa è accaduto nel periodo non collegato. Linea allo studio. A Pescara è il 24esimo e come detto in presa diretta è cambiato il punteggio, perché il Frosinone è in vantaggio sul Pescara per 1-0. Vi ricordo l'autore del gol Masucci al 18esimo, bravissimo ad approfittare in contropiede di una disattenzione difensiva del Pescara, poi sull'uscita di Pinna Masucci lo ha trafitto in diagonale. Meritato il vantaggio, dobbiamo dire, del Frosinone fino a questo momento, perché il Pescara non è di fatto rientrato in campo, dando spazio al contropiede del Frosinone, alle giocate della formazione Ciociara, che in avvio aveva avuto una buona occasione con De Maio che aveva lanciato Stellone in area per Sansone al momento del tiro è stato anticipato netto da Del Prete, è caduto in area. I giocatori hanno reclamato anche il calcio di rigore, ma in effetti l'intervento da parte del difensore abruzzese è stato pulito sul pallone. Un minuto dopo però ancora uno scambio Stellone-Sansone che non è riuscito ad agganciare sotto misura, quindi il pallone fuori l'area. Pestrin dai 18 metri ha parato centralmente Pinna, quindi il vantaggio. E 2 minuti dopo addirittura l'opportunità per il raddoppio dell'11 di Sasà Campilongo con uno scambio Masucci-Stellone. Masucci sotto misura non ha agganciato, ha provato un estremo tentativo di colpire con il tacco, non ci è riuscito, ha bloccato Pinna che tiene ancora in partita il Pescara che punta ai playoff ma che sta disputando una gara davvero imbarazzante fino a questo momento. Adesso c'è un calcio di punizione, lo seguiamo prima di girare la linea a Zennaro. Ai 25 metri è schierata tutto il Frosinone all'indietro, sul punto di battuta va Bonanni, il fischio dell'arbitro che lo ricordo è Corletto di Castelfranco Veneto. Bonanni dice all'arbitro che deve far rettificare la distanza, chiede ancora che venga rettificata la distanza della barriera, l'arbitro dice che va bene così. La rincorsa di Bonanni, il tiro direttamente in porta, si infrange sulla barriera. Il minuto è il 26esimo, il punteggio Pescara 0 Frosinone 1, ricordo l'autore del gol al 18esimo Masucci. Linea a Zennaro. 28 e 30 secondi all'Adriatico, è sempre in vantaggio il Frosinone per 1-0, l'autore del gol al 18esimo Masucci. Intanto Di Francesco prova a cambiare qualcosa, ma attenzione ancora il Frosinone con Sansone che prova la conclusione, cade a terra, reclama il rigore intorno all'arbitro, ha provato a calciare, forse c'è stata una spinta, forse no, lo capiremo naturalmente più avanti. L'arbitro però ha lasciato proseguire, dobbiamo dire che era comunque in buona posizione l'arbitro, il signor Andrea Corletto di Castelfranco Veneto. I giocatori del Frosinone hanno reclamato a lungo il tiro dagli 11 metri, ma attenzione, adesso attacca il Pescara. Gessa il pallone al centro sul secondo palo, Bucchi il pallone sulla
linea con il portiere siciliano e forse la traversa, chiedono il gol i giocatori del Pescara, l'arbitro dice che invece è tutto regolare, c'è stato il miracolo da parte del portiere del Frosinone siciliano, clamorosa occasione per il pari con Gessa che ha messo al centro di testa Bucchi che si è aiutato sì con la traversa, palla che è stata toccata con la punta delle dita dal portiere, terminata sulla traversa ed è rientrata in campo. Terzo ed ultimo cambio intanto per quanto riguarda il Pescara, sta per entrare sul rettangolo di gioco, capiremo tra qualche istante perché c'è tra l'altro un giocatore che è rimasto a terra. Intanto anche il Frosinone manda in campo Benjemia al posto di Bianco, questa è la risposta alle sostituzioni di Di Francesco da parte di Cambilongo. Benjemia al posto di Bianco, intanto Di Francesco ripensa al cambio e non lo effettua più, quindi sono due le sostituzioni per la formazione abruzzese, le ricordiamo: Soddi, Mettognozzi in campo, Sansovini e Maniero, mentre per il Frosinone è uscito Bianco, dentro Benjemia. Adesso calcio di punizione per l'11 di Di Francesco, lo seguiremo prima di dare nuovamente la linea a Padova. Attenzione, siamo ai limiti dell'area, steso Sansovini, chiedono il calcio di punizione i giocatori del Pescara che si sono innervositi in questi ultimi minuti. L'arbitro però tiene ancora bene la gara che quando siamo giunti al 40° del secondo tempo è sempre ferma sull'1-0 a favore del Frosinone. Noi vi ricordiamo anche l'autore del gol che è Masucci al 18° della ripresa, linea a Padova a Massimo Zennaro. Poi è entrato in area freddissimo Sansovini per l'1-1 al 96°. Incredibile quanto accade al Frosinone, riagguantato in tempo di recupero 7 giorni fa. Anche adesso al 96° ha subito il gol del pareggio del Pescara con Sansovini al 96°, autore del gol dopo un rimpallo in area. Hanno reclamato la posizione irregolare i giocatori del Frosinone. Incredibile, Pescara e Frosinone 1-1, linea ancora a Zennaro. A Pescara ancora 30 secondi, il Pescara tutta in avanti, calcio d'angolo per la formazione abruzzese, al centro Bucchi di testa, schiaccia e si mangia letteralmente il gol del 2-1. Incredibile quanto stiamo vedendo in queste battute finali con il Frosinone che aveva in cassaforte i 3 punti, poi il pari di Sansovini, adesso Bucchi che poteva mettere in porta il pallone del 2-1, ma attenzione, attacca ancora il Pescara, siamo sulla destra, Gessa mette al centro, alto però il suo suggerimento, dall'altro lato prova a intervenire Bucchi sul secondo palo, colpisce il pallone che termina sul fondo. Si gioca ancora, ci sarà un extra time di 1 minuto. Vi ricordo che intanto il Pescara ha agguantato il pari al 96° con Sansovini che ha messo in porta dal limite dell'area piccola su un rimpallo, e in questo momento l'arbitro dell'incontro Andrea Corletto di Castelfranco Veneto dichiara la fine delle ostilità. I giocatori del Frosinone sono letteralmente a terra, tutti accasciati a terra. I giocatori del Pescara festeggiano questo pari che li tiene di fatto in corsa per la zona playoff. Disperazione nel Frosinone perché con questi 3 punti si sarebbero aperti scenari diversi per quanto riguarda la zona playout. Frosinone che è stato riagguantato 7 giorni fa in tempo di recupero, stessa cosa allo Stadio Adriatico, dobbiamo dire onestamente che avrebbe meritato la vittoria. Allora non so, dobbiamo chiedere a Paolo Zauli se questo va bene anche per le considerazioni finali o se dobbiamo attendere. Benissimo. Ancora ringraziamo allora il collega tecnico Gabriele Evangelista per la messa in onda, linea allo studio.